finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Di avvistamenti ce n'erano stati tanti, ma qui non parliamo di UFO, bensì del ritorno in bianconero del campione Alexis Sanchez. La prova è arrivata sull'account Instagram del noto ristoratore Diego Biffi e ripresa subito da Gianluca Di Marzio, che si è immortalato con l'attaccante ormai in Friuli da qualche giorno, spesso nella sua azienda vinicola Alma Soul, con blitz frequenti dal Coglio a Udine, come nella mattinata di sabato per effettuare i test fisici del caso prima della firma che lo tornerà a legare all'Udinese dopo 13 stagioni in giro per il mondo. Giusto in tempo per il bagno di folla di martedì in Piazza della Libertà, e se si attendevano tantissimi tifosi e curiosi, la presenza di un campione come Sanchez richiamerà ancora più persone in centro a Udine. Lascia poi poco spazio all'immaginazione il leone, animale che ha sempre rappresentato Sanchez in carriera, pubblicato sull'account Instagram di Udinese Calcio. Adesso la palla passerà a Costa Runjaic, che ha sempre dribblato, anche se non del tutto, la domanda sul cileno. Il mister dell'Udinese sa che arriverà alla sua corte un giocatore tanto talentuoso quanto comunque ingombrante nella sua personalità, ma che allo stesso tempo sarà perfetto per fare da guida insieme a un Thauvin già in forma smagliante per i giovani che stanno crescendo, oltre che a cercare di rifornire Lucca di maggiori palloni possibili da buttare in rete per tornare a sognare la nazionale azzurra. Dalla nazionale cilena arriva invece Sanchez, che qualche settimana fa ha giocato da protagonista con la maglia rossa la Copa America, quindi la forma è buona nonostante i 35 anni che diventeranno 36 a dicembre. Fisicamente Alexis resta un giocatore integro e molto affidabile, pronto a dire la sua nuovamente in Serie A. Intanto il cileno sul suo di account Instagram ha ufficialmente salutato l'Inter, dalla quale è svincolato dallo scorso 30 giugno. Il taglio col passato ormai è definitivo, arriva con uno scudetto appena vinto l'ormai ex Niño Maraviglia, che di meraviglie nel nuovo stadio vuole tornare a farle in gran numero come succedeva nel vecchio stadio Friuli. Di tempo ne è passato, ma sono ancora qua, cita l'inizio di uno dei cori bianconeri più famosi, e si adatta benissimo alla storia di Sanchez, i famosi amori di Antonello Venditti che fanno dei giri messi e poi ritornano, perché ogni tanto in un calcio sempre pragmatico ed economico scelte così romantiche fanno bene proprio a tutti.